Quest'anno in Italia ci saranno 1100 luoghi aperti. Pensate che nella prima edizione 27 anni fa i luoghi aperti erano 5, quindi direi una crescita continua del FAI a livello nazionale ma anche sul nostro territorio. Che cosa accadrà allora in quelle giornate? Quali saranno gli orari? Allora, ci saranno dei luoghi aperti solitamente inaccessibili, quindi ci concentriamo sulla penisola di Sestri e Levante, in questo caso con aperture straordinarie la domenica dalle 10 alle 18. È un discorso che prosegue un po' quello iniziato l'anno scorso, quindi questa acropoli di Sestri, l'isola di Sestri, sono i 110 anni dal conferimento a Guglielmo Marconi del premio Nobel per la fisica e quindi si è pensato veramente di enfatizzare questa ricorrenza aprendo questo luogo magico, magico veramente perché di lì i primi ponti radio e poi tutto, e ci sarà la possibilità di entrare nella torre grazie all'Associazione dei Radioamatori di Sestri, quindi un luogo magico e un evento magico, quello legato a Guglielmo Marconi. Ci sarà poi la possibilità di visitare la chiesa di San Nicolò dell'Isola, perché così come viene chiamata, che è la vecchia parrocchiale, 1150, quindi questo diciamo così che conclude questo itinerario meraviglioso dell'isola di Sestri Levante. I giovani del FAI come saranno impegnati in queste giornate di primavera? Allora, i giovani del FAI il giorno di domenica apriranno la chiesa di San Michele di Pagana con la torre di Punta Pagana, che è uno dei primi beni donati al FAI. Dalle 11 di mattina più o meno fino alle 18 faremo un giro itinerante con il Van Dyck e i tesori della chiesa di San Michele e la torre poi di Punta Pagana. Sui social c'è una campagna che state seguendo? Sì, abbiamo contattato dei comici, i Pirati dei Carugi, Enzo Paci, Carlini, Raco, che faranno un invito a visitare i beni che apriremo qua in Liguria nelle giornate di primavera.